Buongiorno ragazzi. Allora, anche questa mattina siamo in viaggio, andiamo sulla riviera. Dunque, ci dirigiamo a Bonassola e quando siamo a Bonassola poi ci rechiamo su una punta molto panoramica, stando a quanto ho visto su internet, molto bella, che si chiama il Salto della Lepre. Non conosco il posto, non sapevo neanche sinceramente che esistesse questo posto, è un posto un po' in disparte, non conosciutissimo. E perché si chiama Salto della Lepre? Perché a quanto dice la leggenda popolare sembrerebbe che tanti anni fa una lepre inseguita da un cacciatore, piuttosto che morire sotto mano di un fucile, ha preferito buttarsi giù da questo dirupo. Dunque, ciao, siamo arrivati a Bonassola. Allora, una volta che siamo arrivati a Bonassola, si va con la macchina verso il mare. Quando incontrate questa magnifica spiaggia, siete arrivati su questa salitina che porta a un piazzale dove c'è il posteggio. Questo posteggio è libero fino a giugno, mentre poi da giugno ad ottobre diventa a pagamento. Perciò io da buon genovese sono venuto a febbraio, sceso da posteggio, si torna verso il mare. Come vedete lì davanti a me c'è una chiesettina e c'è un sentiero, una stradina che porta verso il Salto della Lepre. Dunque dalla spiaggia c'è questa piccola rampetta che passa vicino a questo ristorante, che porta alla chiesetta. Guardate che bell'angolino, c'è già qualcuno che prende il sole. Oggi è una giornata bellissima, sembra fino a strano che domani venga tempo veramente brutto. Audio Hub Preview. Ok, fatto la rampettina. E qui sulla destra c'è il sentierino che va su. Eccoli, qui ci sono i segnali nel muro. E questa è la classica crosa che abbiamo già visto diverse volte. Dunque, arrivati in cima alla crosa, siamo di fronte al cimitero. Eccoci arrivati al punto che bisogna scegliere. Da questa parte, sulla destra, salita, si va al Salto della Lepre. Da questa parte si va alla chiesetta. Dunque, siccome il Salto della Lepre, da quanto ho visto, c'è un tratto un po' in salita, un po' più, non dico impegnativo, ma e comincia a far caldo, facciamo prima questa, poi al ritorno facciamo la chiesetta che è in pianura. Ok, andiamo. Fatta questa rampetta di gradoni, si gira a sinistra e si prosegue. Ecco, qui c'è l'indicazione Salto della Lepre dritto. Quella è la chiesetta della punta
messa sullo strapiombo, che andremo a vedere dopo. Guarda che bello qua, che piace. Eccoci qua c'è la deviazione con la stradina ben segnalata che porta su. Niente male,